Sempre più la nuvola, il cloud computing, sta prendendo piede sia tra gli utenti che soprattutto nelle aziende. E non si tratta solo di archiviare in remoto foto e documenti. Il cloud sta cambiando il modo in cui le aziende progettano e costruiscono le loro informazioni e usano i loro dati. Cambia il modo in cui lavorano con i loro clienti e come al loro interno lavorano assieme ai loro collaboratori. Questo è uno dei temi al centro dell'incontro che si è svolto i primi giorni di marzo a San Francisco al Google Cloud Next, l'evento della gigante di Mountain View, per illustrare in oltre 200 sessioni le ultime tendenze del futuro, a partire dal cloud, passando per small data, virtual machine, machine learning e molto altro ancora. La prima tappa italiana delle 3 organizzate da Nuvol, principale premier partner italiano di Google Cloud, è stata alla Fab Lab di Treviso, centro per la manifattura e la cultura digitale promosso da Confartigianato e Unindustria. Io sono molto contento che su Treviso si è deciso di fare con Google e Nuvol, che è il partner, su Treviso questa prima puntata, perché su Treviso da anni insistiamo sul digitale, abbiamo portato sul territorio molti partner, molti big player, quindi è interessante che alle 2 date nazionali si aggiunga la terza di Treviso. La volontà è quella di continuare, perché non ci piace più ragionare per eventi, ci piace ragionare mettendo a terra le cose che proponiamo e dare modo alle aziende di sviluppare delle cose concrete rispetto a quello che hanno visto negli incontri che facciamo. Quindi nel prossimo futuro sarà interessante, perché raccoglieremo dell'interesse per poi sviluppare attività formative o di altro nelle aziende. La cosa interessante di Google è che le persone al di fuori del lavoro utilizzano già la piattaforma, quindi a livello di altri software su Google non devo fare, su Gmail ad esempio non devo fare grosse attività di formazione, perché è quello che le persone già utilizzano nella loro realtà quotidiana. Porto questa competenza a servizio dell'azienda, quindi riduco il tempo che mi serve per acquisire quella competenza e posso essere già operativo. Questa è una cosa interessante. Se voi considerate che YouTube è il secondo motore di ricerca utilizzato, ad esempio se voi chiedete a uno studente adesso di fare una ricerca, non vi cerca più in Google, cerca in YouTube come si fa quella cosa con un video, quindi la questione dei tutorial, della disponibilità dell'informazione ormai viaggia su cose che non sono più solo il testo, ma sono magari le immagini, magari i video. Nell'epoca dell'Internet of Things, l'internet delle cose, in cui anche il nostro vivere quotidiano è permeato dal digitale, il lavoro nel mondo virtuale sta diventando più potente, in particolare se si riesce a trarre vantaggio competitivo dal machine learning e dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale cambierà, sta già cambiando il mercato, sta già cambiando in assoluto le aziende, l'approccio delle aziende verso i prodotti. Le aziende, come dicevo, hanno differenti maturità nell'ambito digitale, però possiamo immaginare che l'intelligenza artificiale e in generale la tecnologia che Google porta sul mercato cambierà notevolmente i modelli di business, e quindi alcuni business molto probabilmente evolveranno in qualcosa di sicuramente più redditizio e assolutamente disruptive e nuovo. Come nell'evento di San Francisco, ampio spazio è stato dato alle aziende del territorio veneto, protagoniste di questo vero e proprio cambiamento culturale nel modo di fare impresa. Realtà diverse tra loro che grazie al cloud hanno esplorato nuovi modi di immaginare, imparare, costruire nel nome di innovazione, efficienza e connettività. Nonostante le resistenze iniziali, diciamo che sono anche normali, poi gli utenti hanno capito le vere potenzialità dello strumento, che gli permetteva di collaborare in maniera più veloce, più efficace, in maniera molto più uniformata a tutti i livelli, in quanto prima c'era una collaborazione un po' con strumenti diversi e ognuno si adattava come voleva. Adesso invece con un unico strumento unificato e uniformato abbiamo potuto dare anche delle policy e delle regole di utilizzo appunto della suite. Tecnologia cloud che permette nuove strategie di sviluppo dei prodotti. Fino a qualche tempo fa, nello sviluppo di applicazioni dell'informatica c'era l'esperto informatico che raccoglieva le informazioni e quindi le raggruppava in specifiche, sulle quali poi andava a sviluppare il prodotto. Ebbene, tipicamente poi il prodotto che si realizza non è aderente a quello che serve alla persona che l'ha commissionato. Questo perché
la persona stessa non aveva ben chiaro che cosa serviva alla persona e che cosa aveva bisogno di ottenere. Ecco che questo accade perché le persone hanno bisogno di fare esperienza e capire come il processo deve evolvere. Ed ecco che quindi lo sviluppo prototipale con il continuous delivery, con la parte di Agile, Scrum è uno dei metodi, prevede di mettersi a fianco della persona e mettere la persona nelle condizioni di fare delle esperienze. Quindi alle prime specifiche viene sviluppato un prototipo e sul prototipo poi la persona farà le proprie esperienze, capirà delle cose in più, darà altre indicazioni per migliorare il prototipo e così via via discorrendo. Che cosa accade? Che la persona riesce ad apprendere, è una cosa importantissima perché in questo modo io porto in azienda altra cultura, evolvo. E nel contempo le persone si abituano a migliorare continuamente il proprio modo di lavorare, quindi riesco a ottenere 2 successi con un'unica mossa. Ma al centro resta sempre l'uomo. Noi ci occupiamo della vita delle persone, cioè al contrario di un ospedale che si occupa della malattia delle persone, noi ci occupiamo della vita, per quanto questa possa essere in alcune situazioni più difficili, eccetera. Quindi tutto quello che permette di mantenere la relazione con casa, con la comunità, con i parenti, per noi è funzionale. Ma d'altra parte la tecnologia è un fattore fondamentale per fare questo, perché la nostra è sicuramente un'organizzazione a forte base di capitale umano, però il capitale umano può essere dirottato su attività a maggiore valore aggiunto nel momento stesso in cui la tecnologia soppianta quelli che possono essere delle attività stupide come caricare dei dati o raccogliere delle informazioni. Secondo le previsioni, nel 2020 lo sviluppo dell'Internet of Things porterà a 20 miliardi di dispositivi connessi, con una mole di dati generati che aumenterà in maniera esponenziale e gli analytics diventeranno determinanti nei processi decisionali delle organizzazioni.